Ben ritrovati dalla redazione, una festa autentica di popolo, la cerimonia alla Transalpina con cui è stata inaugurata la capitale europea della cultura è stata l'esaltazione della collaborazione transfrontaliera. Essere la prima capitale europea della cultura transfrontaliera, le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, significa avere il coraggio di essere portatori di luce e di fiducia nel futuro del mondo. Slovenia e Italia hanno dimostrato che è possibile scegliere la via della collaborazione in un tempo di conflitti. La comune appartenenza europea e la cultura sono stati il collante affinché i due popoli lavorassero per un destino comune. Fiducia reciproca è stato il concetto ripetuto più volte dal capo dello Stato. Scritte oltraggiose, la foiba di Basovizza, fanno male sempre ed è ancora più significativo che vengano rinvenute il giorno in cui si celebra l'inaugurazione della capitale europea della cultura, quella capitale che sancisce un ulteriore passo verso l'amicizia tra i popoli. Commenta così l'assessore regionale alla sicurezza Roberti: l'oltraggioso gesto compiuto da ignoti è rinvenuto ieri in uno dei luoghi simbolo del ricordo per le famiglie degli infoibati. La città di Trieste si mobilita per manifestare contro la situazione di crisi di 3 stabilimenti del territorio Tirso, Flex e U-Blox. I sindacati e le istituzioni e i lavoratori si sono trovati insieme ieri mattina a sfilare in corteo. Alla partenza circa 2000 persone, ma il numero è aumentato poi durante il percorso. I sindacati hanno ricordato che sono a rischio almeno 800 posti di lavoro a causa delle crisi di Tirso, Flex, U-Blox e che è necessaria una svolta urgente per salvaguardare sia le famiglie sia il tessuto economico cittadino. L'entusiasmo per l'attesa ripartenza non accenna ad affievolirsi. A 6 giorni dell'inaugurazione, ora il tram di Opicina è tornato sui binari. Trieste Trasporti, Regione e Comune iniziano a riflettere anche su quale sarà la prossima fermata della tranvia. Tariffe invariate per i residenti, ticket differenziati per i turisti, pacchetti culturali e iniziative che valorizzino la linea 2. L'attesa è durata 8 anni e mezzo e la risposta è stata collettiva. Nei primi 6 giorni dalla ripartenza, il tram di Opicina ha registrato un totale di 5.900 passeggeri, in media 980 al giorno, con picchi di oltre 1.110 presenze quotidiane a bordo nel primo weekend. Calcolate 19 corse giornaliere, una capienza massima di 50 posti a sedere, più quelli in piedi per tutta la settimana nelle ore di punta. La carrozza 401 ha continuato a viaggiare affollata. Uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata. Al mattino cielo coperto con precipitazioni deboli sulle Alpi, moderate altrove, specie verso ovest dove potranno risultare anche abbondanti. Quota neve intorno ai 1300 metri sulle prealpi e a 1000 metri sulle Alpi, con possibilità di neve fino a fondovalle nel Tarvisiano. Nel pomeriggio sera il cielo resterà in genere coperto. Temperature minime in pianura fra 6 e 8 gradi e sulla costa fra 8 e 9, le massime in pianura fra 9 e 11, sulla costa fra 11 e 12 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. A più tardi.